Buon pomeriggio, ben arrivati al nostro approfondimento delle ore 13. Vi presento subito l'ospite di oggi. Si tratta di Riccardo Corazzi, socio della Boegan e curatore della mostra che andremo a presentare ora. Intanto buongiorno e ben arrivato. Grazie di essere qui. L'invito. Allora, una mostra che si intitola La grotta impossibile svela la galleria Thomas De Marchi. Allora, ci racconti un po' com'è nata questa mostra e che cosa si può trovare? Sì, questa mostra è nata da un'idea avuta principalmente dalla famiglia di Thomas De Marchi, che era uno dei coordinatori della Grotta Gigante all'interno del polo turistico, che è deceduto oramai 10 anni fa, e quindi una delle idee era stata da parte della famiglia e da parte dei soci della Boegan, della commissione Grotte di Eugenio Boegan, che l'hanno conosciuto e hanno lavorato con lui, ricordarlo in una forma effettiva e radicata, non semplicemente con i soliti scritti o con qualcosa di passeggero, ma con qualcosa di concreto, facendo questa mostra, organizzando questa mostra che illustra specificatamente la galleria, l'ultima grande galleria che era stata trovata all'interno della Grotta Impossibile e che poi è stata dedicata alla sua memoria. Mi preme dire che è stata dedicata alla sua memoria perché una delle persone che aveva intuito la presenza di questa galleria, che si trova su un piano alto rispetto al piano di calpestio, era stato proprio lui in una delle nostre ultime uscite speleologiche che avevamo fatto assieme. Era proprio una sua intuizione, insomma, questa era una sua intuizione, aver sì, capito che poteva esserci qualcosa di interessante. Sì. Guardavamo delle anomalie sul soffitto della grande sala centrale che caratterizza la Grotta Impossibile, la caverna Finocchiaro, e sicuramente Thomas De Marchi aveva intuito che c'erano delle possibilità di trovare qualcosa. Qui parliamo che questa galleria comunque si apre a più di 50 metri dal piano di calpestio, dal piano del suolo, quindi in quel momento era stata fatta successivamente un'arrampicata in stile alpino e effettivamente la prima ipotesi di Thomas era stata confermata dall'esplorazione diretta all'interno di questa struttura intonsa da millenni che attendeva qualcuno che la scoprisse. E la esplorasse. A quando risale esattamente la scoperta appunto di questa nuova galleria? La scoperta è stata fatta nell'autunno del 2016, quindi indicativamente circa un anno dopo che Thomas De Marchi aveva avuto l'incidente in mare ed era stata subito, senza neanche pensarci, dedicata alla sua memoria. Chiaro. Qui vediamo fra l'altro alcune belle immagini di questa che è una mostra fotografica. Da chi è stata realizzata? Sì, questa è una mostra fotografica, è stata curata da me e da Luis Torelli, siamo entrambi della società Boegan, del Club Alpino Italiano della Società Alpina delle Giulie di Trieste. Qui siamo riusciti a fare questo, abbiamo convogliato negli anni 5 fotografi d'eccezione, fotografi sia italiani che europei, tra cui citiamoli tutti, sono Alexandra Bengel dalla Germania, Peter Gedej dalla Slovenia, Renato Roberto Colucci, Trieste, Igor Ardetti, Domagoj Korais, sempre di Trieste, tutti e tre anche gli ultimi 3 soci, anche loro della Boegan. Li abbiamo convogliati, portati, esplorato all'interno di questa galleria, dove hanno raccolto del materiale fotografico d'eccezione che è stato selezionato e pensato sui pannelli per sviluppare la mostra
fotografica che abbiamo intravisto appunto nelle immagini, poi magari torneremo a rivederlo. Qui invece la presentazione, queste immagini riguardano la presentazione. Questa era la presentazione che è stata fatta venerdì scorso presso i locali della biglietteria d'accoglimento turistico della Grotta Gigante. Io purtroppo ero assente per motivi lavorativi già pregressi, ed è stata presentata da Luis Torelli, che era uno dei 2 curatori della mostra, certo, e da Paolo Toffanin, che è il presidente della sezione del CAI, Società Alpina delle Giulie di Trieste. Di Trieste. Allora è allestita, quindi, come abbiamo detto, proprio all'ingresso, diciamo così, quello turistico, no? Delle visite sì, della Grotta Gigante, quindi è qui vicino a noi, ed è allestita fino a quando? È allestita proprio presso la biglietteria. Ecco, voglio dire che non è necessario acquisire il biglietto, la mostra è gratuita, ogni giorno dalle 10 alle 16 fino al 31 luglio. Fino al 31 Poi luglio. Qualcuno vuole abbinare la visita alla Grotta Gigante, allora compra il ticket d'ingresso, ma la mostra è gratuita al piano superiore della biglietteria. Sì. Benissimo, quindi può essere davvero una bella occasione per fare entrambe le cose, no? Per fare l'escursione, sì, che sì, è sempre affascinante. Sì, l'escursione che è sempre affascinante sicuramente, vedere la mostra di questi 5 fotografi veramente d'eccezione, perché parliamo anche di fotografi che lavorano attualmente con il National Geographic, per citare un magazine, sono una belle fotografie, infatti che è molto conosciuta, vedendo. E sicuramente anche per conoscere chi è stato Thomas De Marchi e ricordarlo al decennale della sua scomparsa. Della sua scomparsa, sì. Ecco, qui abbiamo visto alcune delle fotografie, delle bellissime fotografie, ce ne sono anche molte altre, abbiamo visto prima sui pannelli. Quanto importante è stata questa scoperta proprio per quanto riguarda la ricerca poi, no? di questo passaggio, di questa galleria? L'importanza di questa scoperta è stata, dal mio punto di vista, ambivalente, cioè ha dato la prova diretta che allora faccio una piccola premessa: la Grotta Impossibile era già stata scoperta nel 2004, sì, e si pensava che oramai avesse dato tutto quello che poteva dare, tutto insomma, quello che poteva dare dal punto di vista esplorativo, a riprova che le grotte finiscono non dove pensano gli esseri umani che finiscano, ma dove è la natura che le fanno finire. In questo caso quindi è stata fatta, dopo tanti anni che non c'era una grossa scoperta all'interno di questa cavità, è stata data una prova diretta che c'è sempre qualcosa da curiosare, da scoprire, da fantasticare, da pensare ed andare ad esplorare. Perché qui parliamo comunque di un segmento di galleria che ha mezzo chilometro, circa 500 metri, quindi non è proprio un ipogeo, una struttura sotterranea di breve percorso, è abbastanza lunga. È abbastanza lunga, ha delle ricchissime e varie formazioni all'interno, tra cui ci sono delle frane che dovrebbero essere, non sono ancora state studiate, ma dovrebbero essere studiate per capire la sua evoluzione, frane sia a maglia, cioè a struttura fine, sia a struttura grossa, massi più grossi potrebbero essere da capire. E qui poi all'interno in realtà ci siamo anche scontrati con quello che è stato l'impatto dell'uomo o della tecnologia all'interno degli ambienti naturali, perché in un punto della Galleria De Marchi sono stati ritrovati veramente decine e decine di tubi gialli in plexiglass, che erano i tubi persi durante le perforazioni di studio della galleria della grande viabilità triestina, quando facevano le prospezioni prima dello scavo. Per realizzarla, sì, proprio, allora, certo. Ecco lì la ditta, che era la società Collini, ha perso veramente tantissimi di questi tubi guida delle sonde che cadevano nel vuoto e non riuscivano a recuperarle.
Li abbiamo trovati noi poi. Avete capito dove erano finiti, insomma. Abbiamo capito dove erano finiti e abbiamo capito anche con la prova diretta quello che è, che spesso è sottovalutato, l'impatto dell'attività umana, dell'attività industriale sugli ambienti naturali in generale, certo, ma anche e soprattutto sugli ambienti ipogei che, ricordiamo, sono ambienti molto molto fragili. Sono fragili, sono di difficile accesso naturalmente, quindi anche questo in qualche modo li protegge, però in altri può renderli ancora più fragili ed esposti appunto all'azione umana, no? Perché quello che non si vede magari si tende a non pensare più a quello che viene sicuramente, perché sono ambienti che sono rimasti protetti all'interno di un cristallo, se vogliamo, all'interno di camere isolate per decine di migliaia d'anni, hanno sviluppato un loro particolare ecosistema che è molto fragile e quindi le cavità sotterranee naturali, le grotte in generale, parliamo poi di quelle che hanno anche dei corsi d'acqua all'interno, che non è il caso della grotta impossibile, però comunque ci sono altre forme di tutela. Non ce ne sono. No, la grotta impossibile, come potremmo dire tutte, a parte qualche caso raro, le cavità del Carso triestino, del Carso goriziano, sono grotte oramai in una fase cosiddetta fossile, senile, se vogliamo, cioè quindi non hanno più corsi d'acqua attivi al loro interno, ci sono delle grandi azioni di stillicidio, cioè percolazione dalla superficie esterna durante i periodi piovosi che cadono nei sotterranei, ma corsi d'acqua. Per i corsi d'acqua bisogna spostarsi nel vicino Carso sloveno, che ha altre caratteristiche geologiche che fa sì che ancora diverse cavità hanno dei corsi d'acqua anche cospicui all'interno. Nelle grotte del nostro Carso triestino no. Ecco, quindi per ricordare Thomas De Marchi è stato dato subito, insomma, questo nome alla galleria, che ci diceva prima ha la particolarità di essere abbastanza, cioè piuttosto alta rispetto al piano di calpestio, abbiamo capito bene. Ora ecco, è una caratteristica che ha sottolineato più volte, no? È abbastanza raro trovare una cavità in queste condizioni, in questa collocazione. Beh, non è usuale perché magari dal basso non si riesce a percepire, allora noi siamo in un ambiente totalmente buio, oggi pur avendo uno sviluppo fortissimo della tecnologia sulle luci a LED, sui fari di profondità, si riesce a illuminare gli ambienti come già solo 20 anni fa era impensabile pensarlo, no? Però magari certe volte una galleria, un meandro, una caverna sta nascosta dietro una nicchia, dietro una quinta di roccia e dal basso non si riesce a vedere, non si riesce a intuire che c'è un passaggio diretto. Bisogna fare l'esplorazione diretta, cioè arrivarci lì. In questo caso parliamo allora magari per gli alpinisti, arrampicare 50 metri in una parete al sole con appigli non è niente di particolarmente difficile. In una cavità ipogea possiamo metterci delle frane, la roccia friabile, il fango, infatti. No, una parete che non ha una continuità diretta ma presenta degli spostamenti, delle stalagmiti, bisogna un po' arrangiarsi. Quindi in questo caso si è andati su 50-60 metri, poi non solo, la galleria a quel punto si vedeva, ma era esattamente fronte a noi. Quindi dopo essere saliti 50 metri è stato fatto anche quello che diciamo, in gergo speleologico si chiama un traverso, cioè proprio uno spostamento questa volta in orizzontale di una ventina di metri e lì si è preso l'imbocco della galleria. Giusto, della galleria. Allora, abbiamo davvero pochi secondi ancora, invitiamo tutti ad andare a vedere questa bella mostra che sarà appunto allestita fino al 31 luglio dalle 10 alle 16, se mi sono appuntata bene, nella biglietteria praticamente biglietteria della Grotta Gigante si entra, si va a sinistra
primo piano. Primo piano, sì. Grazie a Riccardo Grazie Corazzi, torni presto a trovarci qui ai nostri approfondimenti. Ogni volta sarà possibile. Grazie. E noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. In apertura subito torniamo sul caso della morte di Liliana Resinovic, perché questa mattina in procura c'è stato il conferimento dell'incarico per nuovi accertamenti al pool della dottoressa Cattaneo. Davanti al tribunale c'è per noi Gianluca Paladin. Buongiorno Gianluca, a te la linea. Buongiorno Laura, esatto, confermo quello che hai appena detto, era in corso l'appuntamento per l'incarico, conferire l'incarico per gli accertamenti tecnici, il pool di esperti con Cristina Cattaneo, Stefano Tambuzzi, Elena Pilli, Rosario Casamassima e Oscar Ghizzoni, tutti presenti, nel senso che ovviamente chi non era presente fisicamente c'era in videoconferenza, e presenti anche gli avvocati Bevilacqua che assistono l'unico indagato per il caso della morte di Liliana, ovvero il marito Sebastiano Visintin, un appuntamento dove però sarebbe emersa un'altra novità di fatto, perché secondo quanto preso sarebbe stata fatta richiesta di riserva di incidente probatorio, che apre quindi una nuova fase, se vogliamo, un procedimento volto ad anticipare l'acquisizione di una prova che normalmente verrebbe raccolta in fase dibattimentale, in quella del processo. I motivi per cui richiedere l'incidente probatorio sono diversi, come pericolo di dispersione o alterazione delle fonti delle prove, necessità di anticipare l'acquisizione per ragioni tecniche, esigenza di tutelare certi soggetti deboli, anche perizie e accertamenti tecnici non ripetibili. Quindi insomma è interessante quello che è emerso secondo quanto abbiamo appreso oggi, tecnicamente richiesta di riserva di incidente probatorio. Le persone che sono entrate in aula non si sono granché soffermate con i giornalisti, tutto era molto fumoso e criptico. Diciamo che abbiamo capito questo, di conseguenza possiamo certamente comunicarvelo. Prosegue quindi il caso di Liliana Resinovic, trovata senza vita nel boschetto di San Giovanni il 5 gennaio 2022, unico indagato, come sappiamo, il marito Sebastiano Visintin. Oggi l'appuntamento in procura per il conferimento di incarichi, nuovo incarico per altri studi, anche se non è stato divulgato esattamente di che tipo di incarico, di che tipo di analisi si tratti, ma già il fatto che è stata avanzata la richiesta di riserva di incidente probatorio è chiaro che qualcuno vuole lavorare in particolare su una o più prove. Questo è quanto abbiamo da dire, naturalmente più complete e maggiori informazioni all'interno del nostro telegiornale delle 19:30. Ti restituisco la linea, Laura. Grazie Gianluca. Fra l'altro so che hai anche intervistato l'avvocato Obizzi, quindi forse siamo in grado di sentire che cosa ha detto proprio al microfono di Gianluca Paladin, appunto l'avvocato Obizzi. Non è ancora pronto il servizio, allora lo rivedremo magari nel corso del telegiornale oppure nel telegiornale di questa sera come approfondimento effettivamente della questione, delle novità emerse proprio sul caso Resinovic. Ma andiamo ancora alla cronaca, perché 2 auto sono state date alle fiamme nella tarda serata di ieri. L'ennesimo episodio di incendio doloso nella periferia est di Trieste è avvenuto questa volta in via Benussi. Continua la caccia al piromane, sul fatto indagano i carabinieri. Vediamo. Non c'è davvero pace per la periferia est di Trieste, ancora auto bruciate, 2, una la vedete alle mie spalle, quella col danno maggiore, l'altra evidentemente è già stata rimossa. Siamo in via Benussi, a 2 passi da via Flavia. Solamente 2 settimane fa abbiamo raccontato l'episodio che ha visto 4 veicoli bruciati a Servola. In quel caso il piromane è stato individuato dalle telecamere di videosorveglianza ed è ricercato. Qui un nuovo episodio.
I residenti della zona sono arrabbiati e chiedono più telecamere. L'ennesimo episodio contribuisce a turbare sempre più gli abitanti dei vari rioni, Servola, Poggi, Campanelle, Ponziana, tutte aree della città colpite dalle azioni di un piromane. La paura di molti è quella di svegliarsi la mattina e scoprire che il proprio veicolo è stato dato alle fiamme. L'episodio precedente risale al 9 maggio a Servola. Una moto, un motorino e 2 automobili erano stati incendiati da un individuo incappucciato, come raccontano le immagini di videosorveglianza della casa vacanze Le Rose. In quest'ultimo caso, invece, sarà più difficile individuare il piromane per l'assenza di telecamere nelle immediate vicinanze. Il fatto è avvenuto ieri nella tarda serata, ci hanno pensato i pompieri a spegnere le fiamme evitando che il rogo intaccasse ulteriori automobili. Potete vedere bene il danno che ha subito questa Fiat 500, peraltro all'interno ci sono anche 2 seggiolini per bambini, quindi insomma colpita di fatto una macchina familiare. Sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando su questo episodio e abbiamo raccontato anche i precedenti. Ormai tutta la periferia est di Trieste da 2 anni e mezzo è colpita dall'attività di un piromane. Ed ora il bilancio della manifestazione No Ovovia di ieri sera in Piazza Unità, le cui fasi iniziali vi abbiamo documentato già ieri nel corso del nostro telegiornale della sera. Vediamo. 500 persone in Piazza Unità tra striscioni, fischietti e slogan per dire no al progetto della cabinovia Trieste-Opicina, ma più nello specifico, come documentato dalla nostra emittente ieri sera in collegamento in diretta nel telegiornale, alla modalità con cui è stato trattato il tema della variante urbanistica collegata in 6ª commissione comunale, dove il provvedimento, a detta dei manifestanti ma anche delle opposizioni di centrosinistra, è stato licenziato con troppa fretta per il Consiglio a fronte delle oltre 3.000 osservazioni dei cittadini. Trattare una variante di questo genere fosse una cosa di ordinaria amministrazione. Allora, siccome qui noi siamo stufi di essere presi in giro, ma non come comitato Ovovia, come cittadini che pagano le tasse. Dalla voce del leader del comitato Nuovo Via a quella di alcuni manifestanti che hanno voluto spiegare le loro ragioni. Qui per dire no alla cabinovia, che cosa ne pensa? Che è impattante, insostenibile, è un progetto che non sta in piedi perché non abbiamo bisogno di queste cose, abbiamo bisogno di aggiustare la città e di pensare un po' al futuro dei nostri giovani. Un orrore, quanto di peggio si possa fare per spendere i soldi pubblici. E non aggiungo altro perché è autoevidente. Non abito da quelle parti ma abito a Trieste e ci tengo che non venga rovinata la nostra costiera. In mezzo alla baraonda però c'è chi dice no, come l'ex assessore regionale alla sanità Vladimir Kosic, che ha il coraggio di opporsi alla protesta De Visu, rigettando le obiezioni dei manifestanti. Per oppormi a questo modo di protestare e soprattutto sulle questioni che hanno detto. La cabinovia a Trieste serve perché è una visione verso il futuro, per organizzare sia la parte del traffico, dei parcheggi e di tutto il resto. Questo modo di protestare è un modo in cui si sa solo fischiare e fare baccano. Siamo come a Carnevale, non c'è nessun elemento di merito con cui hanno cercato di dimostrare per quali ragioni il sindaco di Piazza, di cui sono elettore, ha deciso in questa maniera. Ha fatto bene, io spero che si faccia quanto prima. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città, quindi restiamo in tema di viabilità, lo facciamo con l'ispettore superiore Lionello Schillani. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, qual è la situazione rispetto anche a questa mattina, che cosa è successo nel frattempo e poi quali sono le segnalazioni, se ce ne sono, anche per questo pomeriggio? Sì, allora la situazione non è mutata di molto dal collegamento di questa mattina, il traffico è abbastanza scarso su tutta la rete viaria, una mattinata abbastanza tranquilla, non per la mole di lavoro, le richieste qui in sala sono sempre numerose, però ordinaria amministrazione per noi. Per quanto riguarda la viabilità, questa mattina ci sono stati 2 incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze, uno in Baiamonti Svevo e uno a metà di Baiamonti, che ha causato dei piccoli rallentamenti. Questi si sono risolti, il traffico adesso scorre regolare. Inoltre è stata chiusa la via Sant'Anastasio, via Manna,
da via Udine per un'oretta circa per un intervento dei vigili del fuoco e la strada è stata riaperta. Proprio la via Sant'Anastasio questa sera arriverà chiusa per lo smontaggio di una gru, quindi oltre a fare attenzione ai divieti che sono già stati posti, che entreranno attivi dalle ore 20:30 di questa sera, la strada intorno alle 21:30 massimo 22 verrà chiusa al transito veicolare fino alle 6 domani mattina dalla via Udine per permettere appunto i lavori di questo smontaggio che vengono effettuati in orario notturno per creare meno disagi alla viabilità agli abitanti in zona. Inoltre ricordo che sempre in orario notturno si avranno i lavori di rifacimento segnaletico orizzontale, fare attenzione ai cantieri e agli operai che operano lungo il viale Miramare, la zona di Gretta e Barcola. Questo per quanto riguarda i lavori. Inoltre ricordo ancora una nota: via delle Linfe, come detto questa mattina, all'altezza Civico 7 viene chiusa per uno scavo a Cegas, quindi da strada di Guardilla non si transita in direzione del Civico 17 appunto. Per il pomeriggio non vi sono manifestazioni, ribadisco che attualmente il traffico è scorrevole, abbastanza scarso al momento e quindi restituirei la linea. Grazie, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie anche a lei e a tutti i telespettatori, una buona giornata. Buona giornata. Allora noi andiamo avanti con la politica perché imperversa ancora il dibattito nel quarto Festival delle Regioni e delle Province Autonome con il presidente Massimiliano Fedriga che si è detto pronto a lavorare per trovare soluzioni e ricomporre la spaccatura in maggioranza. Vediamo il servizio di Stefano Giovanpietro. Penso, come ho detto ieri anche nel mio discorso davanti al Presidente della Repubblica, che la conferenza vuole garantire la leale collaborazione come ha sempre fatto e come è sempre stata in grado di fare sintesi all'interno anche di presidenti provenienti da forze politiche diverse e così vuole continuare dentro la conferenza e tra i livelli istituzionali del Paese. Per quanto riguarda il resto sto riflettendo. Quello che riguarda... Non è andata una miccia di frizione politica. No, ma poi per quanto riguarda Firenze Giulia non c'entrano il terzo mandato. Per quanto riguarda la questione dell'impugnativa ieri, io credo che tecnicamente le regioni a statuto speciale, come ci dice la consulta a seguito della sentenza della Campania al punto 6.6, non siano coinvolte dal principio generali del limite perché hanno un autogoverno previsto dagli statuti, dopodiché la consulta ci darà una risposta. Lei oggi doveva incontrare la Premier Meloni che non è arrivata, però dalla Lega qualcuno ha detto che è una malattia diplomatica. Non è così, la Presidente Meloni non sta bene e la vedrò giovedì a Roma. Cosa le dirà? Non ci sia, però poteva essere un'occasione. Non mi dispiace che non ci sia, però posso capire che la Presidente del Consiglio è una persona, non è qualcosa di estraneo dall'essere umano che quindi può ammalarsi. Cosa vi direte giovedì? Dice? Prego? Confronto solo rinviato, cosa le dirà? Beh, io dico a lei. Ma lei non è scappata però secondo me? Ma assolutamente no, ma con la Presidente del Consiglio mi sento molto spesso. Che cosa è emerso da questi giorni, da questo Festival delle Regioni, per fare una sintesi? È emersa secondo me intanto una visione prospettica, che è quella che chiedevamo e chiediamo ai festival. Che vuol dire valorizzare il paese partendo dai territori e dalle eccellenze del territorio, che non sono soltanto le eccellenze artistiche, siamo a Venezia, non possiamo non vederle, ma sono anche tutte le eccellenze sull'innovazione, sulla produzione. Noi dobbiamo iniziare a raccontare un paese che non è soltanto quello delle opere d'arte, del turismo e dell'enogastronomia, che abbiamo prodotti straordinari, ma dobbiamo raccontare un paese che è in grado di produrre, di crescere e di creare innovazione. Ci sono margini perché si ricomponga la maggioranza in regione Friuli Venezia Giulia? Beh, io lavoro per quello, io lavoro sempre per trovare soluzioni. E per l'unità invece in CDM che si è spaccato ieri sul voto appunto per l'impugnativa? Beh, mi sembra che... No, guarda, noi abbiamo visto consigli dei ministri negli anni passati che era la normalità non votare in modo coerente. Sono contento che per una volta che non c'è un voto diciamo unitario nei consigli dei ministri si crea questa confusione, perché vuol dire che è un governo che è molto compatto e quindi l'eccezione fa scalpore, che però è un'eccezione che non è la normalità come invece conoscevamo negli anni addietro. Non ci vediamo malizia in questa assenza di Meloni? Assolutamente no, ma l'ho sentita il Presidente del Consiglio. E cosa vi siete detti? No, mi ha detto che non sta bene. Okay. Mi ha detto che non sta bene, quindi ci vediamo giovedì. Insomma. Sul tavolo giovedì? Che cosa? Gli porterò anche le risultanze del festival.
E tra le altre cose Massimiliano Fedriga ha detto che il protagonista di questo festival è diventato il terzo mandato, i presidenti hanno diverse sensibilità, nonostante questo abbiamo votato un documento unitario al governo per chiedere di valutare un approfondimento sul tema. Oggi c'è stata la prima seduta del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia dopo lo scoppio della crisi di maggioranza che vede su fronti contrapposti ancora Lega e Fratelli d'Italia e intanto le opposizioni attaccano spettacolo indecoroso. Vediamo. Esistono le migliori famiglie, la caratteristica del centrodestra però è quella di saperle risolvere. Il centrodestra ovunque è composto da anime anche diverse, ma ha sempre avuto la capacità di mettersi d'accordo, e questo è quello che ci distingue dal centro-sinistra o dal PD che litiga addirittura con se stesso. Conto che accada così anche questa volta. Questa crisi è stata aperta da Fratelli d'Italia su questioni che noi riteniamo siano di spartizione o di potere politico, se non addirittura partitocratico. Quindi il minimo che poteva accadere era una verifica, come richiesto dal Presidente Fedriga. Restano distanti le posizioni di Fratelli d'Italia e Lega sulla crisi scoppiata in maggioranza e sulle possibili ripercussioni sul governo regionale. Così i capigruppo dei due partiti, in attesa dell'incontro tra Fedriga e la Premier Meloni, slittato a giovedì. I cittadini ci hanno eletto per governare fino al 2028 e per farlo pure bene, quindi sono cose che possono capitare, dopodiché il nostro dovere è un altro: continuare a governare e farlo fino all'ultimo giorno. I nostri assessori, poi anche quelli della lista e di Forza Italia, hanno rimesso nelle sue mani, dichiarando piena fiducia e dandogli anche un mandato pieno per questa verifica che va fatta. E le opposizioni vanno all'attacco, rimarcando il momento delicato su più fronti, dalla sanità alle crisi industriali, e mettendo nel mirino la questione del terzo mandato. La crisi c'è, è inutile negarla, è una lotta di potere che riguarda da un lato la Lega, dall'altro Fratelli d'Italia. È chiaro che è uno spettacolo rispetto a quello che la nostra regione sta passando in questi mesi, indecoroso. Eppure il problema del terzo mandato e l'ossessione del Presidente per il terzo mandato sta fermando, sta esponendo la nostra regione a una brutta figura. Evidentemente per il Presidente Fedriga il primo pensiero è come garantirsi il terzo mandato, come avere altri 5 anni per fare il Presidente Friuli Venezia Giulia, visto che a Roma evidentemente le porte sono chiuse. Fratelli d'Italia non ci sta e la crisi nasce esclusivamente da qui, quindi da interessi personali e da logiche di potere che non hanno nulla a che fare con il bene comune e con gli interessi della comunità regionale. Al congresso regionale della CISL in corso a Trieste ha partecipato anche la segretaria generale Daniela Fumarola. Alberto Monticco intanto va verso il terzo mandato come segretario regionale. Vediamo. Nei luoghi di lavoro, laddove la partecipazione si è già realizzata, abbiamo potuto verificare che c'è stato un incremento di salari, c'è stata un'attenzione particolare ai temi della salute e della sicurezza ai quali noi siamo molto legati, c'è un'attenzione alla gestione di eventuali crisi e di delocalizzazioni. La legge per la partecipazione dei lavoratori alla vita e alla gestione delle imprese, approvata anche dal Senato, è una delle bandiere storiche della CISL. Così la segretaria generale Daniela Fumarola a Trieste per il 14° congresso regionale del sindacato. Noi abbiamo sempre detto in questi mesi partecipare conviene, auspichiamo che questa legge possa essere utilizzata al meglio in ogni luogo di lavoro, in ogni dimensione. Non è una legge prescrittiva, è una legge che lascia alla disponibilità delle imprese, delle parti sociali di poterla realizzare, e noi ci siamo. Fumarola è intervenuta anche sul tema dei referendum, strumento sbagliato in materia di lavoro, ha detto, e dei salari bassi e delle nuove povertà, sul quale si è soffermato anche il segretario regionale Alberto Monticco. Una parte del problema è sicuramente collegata alla contrattazione. Abbiamo contratti nazionali che non vengono rinnovati e abbiamo sempre una platea piuttosto bassa, circa il 20% di lavoratori a cui viene applicato il secondo livello. L'altra cosa è un po' una lotta sempre al discorso anche nel caso di contratti a tempo indeterminato, della stabilità contrattuale, quindi no ai part-time involontari e no ad altre circostanze su cui lo stipendio sia veramente un problema che porta alla povertà invece che alla sicurezza. Il Comune di Gorizia insieme alla Regione rilancia il proprio impegno a favore del tessuto economico locale con una nuova iniziativa, il Bando Imprese 2025. Vediamo.
Beh, io direi che questa è una bella opportunità per il commercio di prossimità, quello che interessa davvero noi, il commercio del territorio, quello che rischia diversamente di soccombere davanti all'e-commerce, davanti alle grandi aggregazioni, davanti ai centri commerciali. Dopo il successo dell'edizione dell'anno scorso, il Comune di Gorizia rilancia il bando imprese per il 2025, incentrato sulla sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica e i principi dell'economia circolare. Il bando si inserisce all'interno del più ampio progetto del distretto del commercio di Gorizia, promosso dalla Regione, nato per valorizzare le attività locali e promuovere la rigenerazione urbana. Lo scopo di queste risorse, 140.000 risorse, accoglieranno domande fino a un massimo di 10.000 euro ciascuna, serviranno per l'abbattimento dei costi energetici, per una miglior promozione, per altre attività che consentiranno perciò di dare più appeal al singolo esercizio e ovviamente con la sommatoria dare più appeal al nostro territorio. Prevede contributi a fondo perduto pari al 75% della spesa ammissibile, tra un minimo di 1.250 e un massimo di 10.000 euro. Le domande potranno essere presentate da venerdì 23 maggio a venerdì 27 giugno in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse disponibili. Tutti gli interventi dovranno essere conclusi entro il 31 gennaio 2026. Tanto stiamo facendo per rendere Gorizia bella, vivace, vivibile, attraente, tanto stiamo facendo perciò in termini di investimenti, opere pubbliche, giardini, aiuole, strade, marciapiedi, tanto stiamo facendo per attrarre attraverso grandi eventi, oltre che la capitale europea della cultura. Ora ci occupiamo di Mare Nord-Est, la manifestazione 2025, tutti i riflessi del mare, il titolo, presentata oggi. C'era per noi Bernardo Gulotta. Trieste si prepara a ospitare l'edizione 2025 di Mare Nord-Est, confermandosi punto di riferimento nazionale per la cultura del mare. Dal 23 al 25 maggio la manifestazione animerà il centro cittadino, con un programma che intreccia ambiente, scienza, sport, arte e memoria. Piazza Unità d'Italia sarà il fulcro delle attività, con incontri, conferenze ed esperienze immersive che valorizzeranno la vocazione marittima della città. Tra gli eventi di punta spicca la quarta rassegna internazionale delle attività subacquee, che culminerà con la consegna del Tridente d'Oro, il più prestigioso riconoscimento del settore. Tra i premiati la ricercatrice Giulia Boetto, il geomorfologo Stefano Forlani, lo specialista in sminamento subacqueo Veselen Mijalovic e il fisiologo François Guerrero. L'Academy Award andrà alla Jonian Dolphin Conservation, attività nella tutela dei cetacei. Lo sport sarà protagonista con la seconda traversata delle Tre Nazioni, gara in acque libere fra Italia, Slovenia e Croazia. Attesi Silvia Boidi e il campione Dino Schorn. Questa nuotata che partirà da Punta Salvore e arriverà a Trieste, che secondo noi dà un po' la sensazione proprio di unità di questo golfo, di questo mare che, come ha detto giustamente, abbiamo sempre molto a cuore. Ospite d'eccezione sarà Sanda Delia, apneista triestina, pluriprimatista mondiale. Conosciuta per la sua eleganza tecnica e per l'impegno nella divulgazione della disciplina, Delia è una figura simbolo del legame tra corpo, mare e consapevolezza. La sua presenza rafforza l'identità internazionale dell'evento. Per me il mare è diventata la mia casa, è diventato il mio ufficio, è diventato la mia vita, quindi sicuramente desidero anche restituire al mare. Per me fare un record non vuol dire solo l'impresa stessa dei 103 metri come record mondiale, ma per me vuol dire diventare portavoce e poter parlare in nome del mare, per poter far sì che si possa conservare anche per le future generazioni. Accanto a lei anche la velista olimpionica Giovanna Micol, recente vincitrice della Puig Women's Americans Cup con il team Luna Rossa Prada Pirelli. Non mancheranno momenti di riflessione con il lancio del progetto Battiscafo Trieste, la campagna Operazioni Reti Fantasma di Mare Vivo e la tappa triestina del tour Un Mare di Centri sulla biodiversità marina. Chiuderanno il programma gli appuntamenti dedicati alla storia del mare, dal bagno Osoni ai relitti nello stretto di Messina. Come sempre, come ogni anno, avremo i laboratori per i bambini, dalle materne alle superiori, avremo anche l'Ocean Film Festival Italian Tour per gli studenti delle scuole superiori. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Riprendiamo con lo sport. La Pallacanestro Trieste ha pareggiato la serie di quarti di finale play-off con la Germani Brescia, vincendo la seconda partita per 92-103. A innescare la rimonta dopo un primo quarto difficilissimo il centro Francesco Candussi.
Una Trieste che sembrava alle corde dopo una gara 1 impalpabile e un inizio di secondo atto altrettanto raggelante, trova in Francesco Candussi l'uomo in grado di indicare la via della redenzione. Le triple e l'energia del baffo da Romans di Sonzo hanno riacceso il fuoco della pallacanestro Trieste, che dopo un primo quarto in terra bresciana da 31-16, con Della Valle che sembrava già ipotecare il passaggio del turno, ha letteralmente cambiato faccia. Merito di una prestazione corale con 7 giocatori in doppia cifra che, innescatisi a suon di triple, hanno tradotto lo sforzo in una difesa competente capace di rubare palloni a raffica. Da Brooks, che era partito nel quintettone lungo allo start, a Jutov, che dopo una prima prova alterna sfodera una prestazione da 18 punti e 9 rimbalzi, sino a un Rouzier ritrovato che disegna basket e canestri. Nel 15-32 del secondo quarto c'è pure tanto Brown, il leader intelligente che, partendo da sesto uomo tattico, porta i giuliani in vantaggio sul 40-46 prima di andare degli spogliatoi sul +2. La rimonta accende pure i peggiori in campo di gara 1, Valentine e Ross, che si fanno perdonare il passaggio a vuoto con un secondo tempo di grandissima efficacia. Di fronte alla pioggia di triple triestine condite dal ritorno a rimbalzo nello stile visto in regular season, pure Bilan non può opporre granché e sparisce dal match. In effetti Brescia, invece di reagire di gruppo, si affida quasi al solo Della Valle per restare in linea di galleggiamento, ed ecco che la squadra di coach Christian dilaga sul 92-103, mettendo anche in evidenza un certo nervosismo degli uomini di Poeta. Ora la serie è completamente aperta e Trieste ha la concreta possibilità di giocarsi le proprie chance di passaggio del turno. Gara 3, come spesso accade nelle serie di playoff, potrebbe indirizzare la contesa in modo decisivo. Le interviste nel post partita di Jamion Christian, allenatore della pallacanestro Trieste, e al centro Francesco Candussi, grande protagonista, come abbiamo visto, del match, con 19 punti e 6 rimbalzi. Nei playoff devi essere pronto a dare tutto quello che hai. Questa squadra è stata solida per tutta la stagione. Per darci l'opportunità di proseguire, tutti hanno dovuto dare il loro meglio. Sì, come dicevamo prima, la squadra ha iniziato male, quindi era importante entrare con uno spirito diverso. Io ho cercato di metterlo dal primo possesso che ho avuto in mano. Mi sono venute tante cose belle stasera per la squadra, con la squadra, tutti coinvolti alla fine. Tutta la squadra comunque ha reagito e quindi una vittoria di squadra. Abbiamo pareggiato la serie qui, adesso andiamo a casa nostra e vediamo cosa succederà. Però dobbiamo ripartire da questa prestazione qua. Ti hanno premiato MVP con la bottiglia, però non ce la vuoi lasciare male questa. No, la lascerò ai compagni, dai. Vittoria siamo con i compagni, malissimo. Grazie comunque. Se qualcuno me lo chiede, sono pronto a restare alla Triestina, così l'allenatore Attilio Tessero, ospite ieri sera al Caffè dello Sport. Vediamo. Devo comunque aprire, diciamo, questa breccia sulla base anche dei tanti messaggi dei tifosi con mister Tesser. È impossibile che Tesser possa rimanere sulla panchina della Triestina il prossimo anno, premettendo che non sappiamo quello che succederà. Impossibile in base a cosa mi chiedi? Non lo so nemmeno io. Perché mi hanno chiamato, sono arrivato che la squadra aveva 6 punti in classifica, ultima, fine giro di ritorno. Questo è quello che io sento per Trieste e quello era la mia voglia di dare una mano. A me nessuno mi ha chiesto niente, quindi se nessuno mi chiede niente non posso dare una risposta. Cioè nessuno in questi mesi ti ha mai parlato? Io sono venuto a novembre e non ho chiesto niente. Io avevo un contratto, sono venuto ad allenare, non ho chiesto mi dovete fare il contratto per il prossimo anno, io voglio, niente. Io vado ad allenare la Triestina, sono arrivato, non ho parlato di quello che era successo qualche mese precedente, ho solo pensato a lavorare con i miei giocatori e portarla la barca, visto che siamo sul mare, al porto sicuro. Ed è quello l'unica cosa che ho pensato. E ho lasciato lì un contratto, perché io sono senza contratto per il prossimo anno. E se volevo, per il prossimo anno ero coperto, dunque, quelle 2 opzioni che potevo... Quindi non hai ancora firmato con il Vicenza, per rispondere al telespettatore che ha mandato un messaggio prima. Visto, sì, molto no, non ho firmato con nessuno, proprio in maniera, e neanche parlato con nessuno, in maniera assoluta. Se la Triestina mi propone,
se sono venuto con 6 punti penso che anche ci saranno meno 6 di partenza forse, si può pensare di fermare lo stesso dentro un discorso serio che, Certo. bisogna fare. Io spero che con salvezza acquisita, se c'era un qualcosa, si possa mettere a posto. Ci deve essere una società prima? No, sì. Ma se ti chiedono se tu rimarresti, sì, certo, volentieri, più che volentieri, punto. Questa è la risposta. È tutto per questa edizione, il telegiornale ritorna alle 19:30. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.